Ieri la relazione di Nello Musumeci a Sala d'Ercole. Foglia alla mano il governatore prende la parola e legge la reazione scritta di suo pugno sulla crisi di governo in atto. Crisi che il governatore nega sulla lunga arringa difensiva sui temi caldi dell'agenda politica regionale nelle ultime settimane. Qualcuno dice ha scritto e parlato di crisi di governo, strana questa crisi, o si è in malafede o si vive sulla luna. Credo, prosegue, di poter dire con legittimo orgoglio che nessun governo regionale abbia mai garantito stabilità come questo. Musumeci entra nel merito della ricandidatura, che non è tema di questa assemblea precisa, ma della coalizione di governo, ma solo per prendere tempo, verosimilmente dopo la sessione di bilancio. Parla di sgambetti, tradimenti, voltapaccia, orditi in ogni tempo contro uomini di governo a Sala d'Ercole, osservando che è quasi fisiologico bocciare un'iniziativa legislativa o programmatica non condivisa. Quel pomeriggio però, aggiunge Musumeci in riferimento al giorno in cui sono stati votati tra i grandi elettori per l'elezione del capo dello Stato, l'Aula era chiamata a un premiante voto istituzionale. Quel voto ha costituito un'offesa all'istituzione, non alla mia persona. Il governatore la definisce una pagina non bella, comprensibile la mia amarezza dopo quel voto. Musumeci riporta anche le ore successive a quel voto, che ha portato la diretta Facebook in cui annunciava l'azzeramento della giunta. In quel video Musumeci si era scagliato contro alcuni deputati che non avrebbe ricevuto per questioni di igiene e dai quali sarebbero arrivate richieste irricevibili. Anche su questo punto il governatore aggiusta il tiro, definendo comprensibile anche la mia ferma condanna, che ribadisco verso chi ha agito con rancore e spirito di vendetta, forse a seguito di qualche mio no a loro richieste che ho giudicato non ricevibili, richieste, tengo a precisare, che erano comunque di natura politica. Dunque i dubbi di quelle ore. Il voto anomalo espresso in quest'Aula è frutto di autonoma iniziativa o esprime un disagio verso un governo che non appare più rappresentativo della maggioranza? O esprime un segnale di insofferenza verso chi presiede questo governo? Ci sono le condizioni per continuare? È da questi interrogativi che è partita la verifica di governo con i partiti, offrendo loro la possibilità anche di azzerare la giunta, di modificarla o di tirarsi fuori. Insomma, Musumeci taglia corto. La verifica di governo, dopo aver parlato con i vertici dei partiti della coalizione, ha portato un risultato. Nessun partito ha chiesto di sostituire la propria rappresentanza in giunta e tutti hanno dichiarato di voler continuare a sostenere questo governo fino all'ultimo giorno. Significa, sono le conclusioni di Musumeci, che il voto sui tre grandi elettori non è stato frutto di scelte politiche dei partiti. Infine le scadenze sulla sessione di bilancio. Entro fine marzo il governo trasmetterà gli atti a Palazzo dei Normanni per dare il tempo all'Ars di esaminare l'ultima manovra della legislatura.